colori, sapori e profumi e soprattutto giardini da vivere. È questo Este in Fiore 2012, la grande rassegna floro-vivaistica che, parzialmente graziata dal maltempo, ha aperto i battenti giovedì 12 aprile ed è proseguita per tutto il weekend successivo. La debole pioggia che ha bagnato la giornata inaugurale di sabato non ha scoraggiato gli espositori e i numerosissimi visitatori che hanno potuto ammirare le realtà florovivaistiche più importanti d'Italia all'interno delle mura del castello e per le vie della città. Este in Fiore è una delle realtà più longeve della provincia di Padova, è infatti giunta quest'anno all'11ª edizione, una vera e propria istituzione per la città. Non solo una tradizione ma anche una grande opportunità di attrazione per la nostra città, visto che in questi 3 giorni di esposizione dei fiori gravitano decine di migliaia di persone su Este e questo per noi è veramente un orgoglio. L'11ª edizione è un'edizione che guarda al secondo ventennio di questa iniziativa, ci guarda perché sta crescendo continuamente l'iniziativa e cresce perché ci sono questi florovivaisti di grandissima qualità che mantengono un rapporto stretto con la città di Este, con questa esposizione e quindi danno qualità anche a tutta l'iniziativa. Io veramente sono grato a tutti loro, al lavoro importante che fanno perché per arrivare con questi bellissimi fiori, con queste bellissime piante durante la mostra c'è un grandissimo lavoro che loro fanno nei loro vivai in tutta Italia, perché abbiamo espositori che vengono da tutta Italia e quindi veramente sono grato al lavoro importante che fanno. Domenica ci sarà la piazza e la città piena anche dei florovivaisti del nostro territorio e credo che sia un valore importante puntare su uno sviluppo che guarda alla terra, che guarda quindi ai prodotti principali del nostro territorio e da questo punto di vista crediamo che Este in Fiore sia anche un piccolo contributo che dà la città di Este a mantenere un'attività in sviluppo che è l'attività del florovivaismo e quindi continueremo da questo punto di vista a impegnarci guardando ormai alla prossima edizione. La manifestazione ha richiamato visitatori da tutta Italia, nonostante il periodo di crisi del settore florovivaistico. È un punto di riferimento perché mette insieme tantissimi vivaisti, tantissimi appassionati e operatori di questo settore che quindi hanno la possibilità anche di confrontarsi, di crescere, anche se il momento è un momento particolarmente brutto per questo settore in quanto la crisi economica e l'impoverimento che sta avvenendo anche delle famiglie italiane porta a tagliare quelli che sono i beni diciamo meno necessari. Quindi il settore florovivaistico ne sta sicuramente soffrendo, ma ne sta soffrendo fortemente anche per questo aumento ormai quasi incontrollato delle accise sui carburanti eccetera, che comporta dei costi di produzione notevolmente più elevati e rischia di mettere la nostra gente, i nostri imprenditori anche fuori mercato rispetto a una concorrenza diciamo che c'è a livello europeo. Però queste manifestazioni vanno comunque fatte, vanno comunque sostenute e speriamo insomma, che ci possa essere anche attraverso queste una ripresa, che ci possa essere comunque un qualcosa di positivo che possa nascere per il futuro. Ospite all'inaugurazione Gianni Biasetto, neopresidente dell'Ente Parco Colli Euganei. Senza dubbio Este è già bella di suo e con questa manifestazione diventa ancora più bella. È la porta praticamente a sud del parco e oggi si presenta in grande spolvero con questo castello meraviglioso, ma soprattutto con questa esposizione che ormai nel tempo ha guadagnato i favori di tutta la nazione perché arrivano da mezza Italia e di più. Per noi è motivo di orgoglio avere questa iniziativa che promuove il Comune di Este e come parco cerchiamo di sostenerla perché è un motivo di richiamo anche turistico. Tra le iniziative del weekend estense, di particolare importanza e colore sono stati i laboratori organizzati per bambini ed adulti in tutta la città, le mostre, gli incontri culturali e, non da ultimo, il buffet offerto da Efrem Pastinato, presidente di Clubs Wigwam Italia, che ha stupito i presenti presentando un aperitivo con prodotti tipici del territorio e introducendo le 3 magnifiche torte giardino di Denise Maria Costantini. Tra vetrine fiorite in ogni angolo della città e visitatori con l'ombrello ma con le braccia piene di fiori nuovi per i loro giardini, si può dire che, con Este in Fiore 2012, la primavera è davvero arrivata nella Bassa Padovana.